Ristrutturazione della palestra CONI, messa in sicurezza idraulica dell'area della Ghirada, sistemazione delle scuole Felicent, Don Milani, Martini, impermeabilizzazione del chiostro di Santa Caterina ed ancora la realizzazione di un tratto di corsia riservata ai bus in Viale della Repubblica all'altezza di strada comunale delle Corti. La Giunta ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici a Treviso. L'importo più consistente, 1.750.000 euro, riguarda il secondo stralcio di interventi per la sistemazione idraulica dell'area della Ghirada. Che riguarda via Nascimben e un esproprio di un terreno lì vicino per il contenimento dell'acqua piovana. Altro intervento particolarmente atteso, quello della sistemazione della palestra CONI di Viale Vittorio Veneto, 700.000 euro per una ristrutturazione che renderà fruibile tutto l'impianto. Ora viene utilizzato solo il campo centrale. Questo è un progetto che ha come costo 700.000 euro e credo abbiamo salvato la storia sportiva, il CONI e anche la nostra storia dello sport trevigiano, per cui siamo veramente contenti, al di là che avevamo veramente bisogno di creare una struttura dove la gente possa anche vedersi le partite, non solo quelle di Serie A. Secondo il cronoprogramma, i lavori cominceranno all'inizio dell'estate, così da poter essere conclusi a settembre per la riapertura dell'impianto sportivo.